Sofia potrebbe essere stata contagiata dalla malaria durante il soggiorno in un campeggio di Bibbione. L'ha dichiarato all'ANSA il capo della task force inviata dal ministro Lorenzin per le indagini sulla morte per malaria della piccola Sofia Zago. Documentazione e tempi di incubazione della malattia tra i 14 e i 20 giorni sono compatibili con le date in cui la bimba si trovava al mare, dice Raniero Guerra, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Nonostante ciò, di nuovo oggi gli ispettori saranno a Trento per rivedere ogni passaggio, compresi gli strumenti usati per misurare la glicemia a Sofia durante il ricovero, cioè dal 16 al 21 agosto. È già stato verificato che alla bambina non sono state fatte trasfusioni ed è escluso che vi sia stato un contatto accidentale con il sangue infetto, perché per trasmettere la malaria ci vuole una inoculazione. I campioni di sangue prelevati alle bambine del Burkina Faso ricoverate a Trento sono intanto già arrivati a Roma. Il nonno materno di Sofia, il quotidiano La Repubblica, ha rilasciato dichiarazioni di affetto proprio nei confronti delle due piccole che hanno incontrato suo nipote. Spero che nessuno le faccia sentire in colpa o che non si ceda alla tentazione di isolarle perché sono innocenti e non sono un pericolo per nessuno. Forse, aggiunge il nonno di Sofia, negli ospedali qualcosa va aggiornato perché il quadro e il clima non sono più quelli di prima.